No, aspetta.
Amici di Sportisili, appassionati di calcio giovanile, bentrovati al Pasqualino Stadium di Carini. Oggi in 90 minuti si decide un'intera stagione. Non sono bastate infatti le 22 giornate disputate per decretare la vincitrice del girone A del campionato juniore Under 19 regionale per la Sicilia. E allora Cus Palermo e Resultana San Lorenzo, che si sono affrontate, ironia della sorte, un paio di settimane fa, tornano in campo per aggiudicarsi il torneo e per andare poi a sfidare il Casteldaccia in quello che è in quello che sarebbe, nel caso di vittoria della squadra di Mister Saitta, un rematch di quanto si è visto nel campionato per i grandi, ovvero sia quello della promozione, vinto proprio dai Nero-Rosa di Mister Chinnici. Nel caso del Cus Palermo sarebbe una prima assoluta, almeno per quanto riguarda questa annata. Tanto gli applausi ovviamente per quella che è la foto di rito. Ci si gioca tanto, ma alla fine c'è tanta vicinanza da entrambe le parti e naturalmente c'è la curiosità per vedere all'opera le due squadre che si sono equivalse nel campionato, ma non negli scontri diretti, visto che nella gara di andata, giocata nominalmente in casa del Resultana ma sul campo dei Delfini all'Arenella, ha vinto la squadra di Mister Rao per 3-2, mentre nella gara di ritorno, appunto quella che menzionavo poc'anzi, giocata mercoledì della scorsa settimana, ha avuto la meglio ancora una volta il Cus per 2-1, in una gara che nominalmente era in casa propria ma si è giocata di fatto sul terreno di gioco dei ragazzi di Mister Saitta, ovvero sia quello della Panormus. Sono già pronti in campo gli uomini del Resultana in maglia bianca, mentre in maglia nera con inserti giallorossi c'è il Cus, che dopo il consueto grido di battaglia è pronto a scendere in campo. E allora siamo pronti anche noi per raccontare questa partita molto molto importante per entrambe le squadre. Ci si gioca la qualificazione, si gioca ovviamente la vittoria del girone e la qualificazione alla finale, poi con la vincente del girone B, che come detto poc'anzi è il Casteldaccia. E comincia in questo istante l'ultima gara di questa lunga serie, di questo lungo cammino per Cus Palermo e Resultana San Lorenzo, con il primo pallone gestito proprio dalla formazione guidata da Mister Vincenzo Saitta. Tra altre cose anche un incrocio non di poco conto tra i due allenatori, visto che l'anno scorso erano a panchine invertite, con Mister Mattiaro che faceva da assistente, mentre intanto qui c'è la discesa chiusa da Alberto Montoro. Mister Saitta guidava il settore giovanile del Cus Palermo, mentre dall'altra parte Mattia Rao era il vice di Filippo Chinnici sulla panchina del Resultana San Lorenzo. Qui serie di rimpalli, l'ultimo tocco è di un giocatore del Cus. Allora si riparte dal fondo con un innesto di un certo calibro, un certo spessore, ovvero sia quello di Peppe Ferrara, portiere titolare soprattutto nella seconda parte di stagione per gli uomini guidati da appunto Mister Chinnici, chiamato in causa da Saitta in luogo di Marra, che è stato il portiere di tutta la stagione praticamente. C'è il colpo di testa, poi la palla controllata da Guida, poi l'appoggio per Di Giovanni, che oggi gioca da centrale, si ripropone con una specie di 4-4-2 il Cus in questa gara. Attenzione alla sgroppata da parte di Undiemi, che prova a prendere il centro, palla in profondità, non arriva però nessuno all'appuntamento, allora può allontanare la difesa del Resultana. Colpo di testa e poi Di Giovanni può gestire con calma su Guida,
in avanti, c'è il tentativo di Ispond, c'è forse un intervento falloso, l'arbitro lascia giocare, serie di contatti, adesso sì, arriva il fischio con Viviano che è stato ormai definitivamente promosso, lui che è la punta di diamante della formazione Under 17 che però non è riuscito a qualificarsi per i playoff, e allora Mister Rao lo sfrutta, per così dire, oggi ruolo importante per lui. Allora occhio, accorda questo calcio di punizione. Primi 2 minuti e 20 che si sono giocati. C'è la battuta a scucchiaiare verso l'area di rigore, il colpo di testa a mettere fuori, palla lontana Schiavo. Non riesce però ad arrivare il Resultana su questo pallone che è ancora vivo però per il Cus con questa apertura a sinistra. Fuori gioco di Tony Undiemi, direttore di gara, che ancora non segnala. Si continua a giocare, il cross tra le mani di Peppe Ferrara. Arriva adesso la segnalazione a dir poco tardiva da parte del direttore di gara. E allora calcio di punizione per il Resultana San Lorenzo con Capitan Montoro. Sono entrambi in campo i due fratelli, mentre intanto attenzione alla sgroppata sulla sinistra con la palla che arriva sul fondo, devia di Giovanni a Dotto, viene anche anticipato da un suo compagno di squadra. Allora prova ad uscire ma solo per un attimo il Cus Palermo, e Sfera che si perde tra le braccia di Addotto. Guida per portare avanti il pallone, il capitano del Cus Palermo con la Sfera che torna a disposizione dei difensori del Cus Palermo. Apertura per Undiemi, preso un po' in controtempo, riesce a tenerla in campo, poi viene fermato in fallo laterale. La battuta di questo fallo laterale con Guida che riceve, pressato subito, riesce a tenere il pallone nonostante la carica. Per l'arbitro però ha commesso fallo Guida, allora punizione per il Resultana San Lorenzo. Riesce in qualche modo a gestire palla corda col movimento del pallone. Tra le altre cose Cus che presenta anche qualche novità in difesa, non solo in attacco dove il menzionato Viviano non riesce ad arrivare sul pallone. Sarà comunque rimessa per la squadra allenata da Mister Rao. Prova a venire incontro un Undiemi, anticipato, altro fallo laterale. Castronovo che prova a ricevere, viene fermato, poi commette fallo e allora calcio di punizione. La battuta all'indietro su Peppe Ferrara con il Resultana che cerca di distendersi. Ora Schiavo, movimento da parte di Montoro che viene fermato, in qualche modo riesce a liberare molto bene la difesa del Cus. Allora spazio per Castronovo che sventaglia a sinistra, riceve Undiemi, c'è anche la sovrapposizione, poi ancora Undiemi con la palla in profondità, uso però ancora, la palla però diventa buona per Viviano, fermato per il primo calcio d'angolo della partita in favore del Cus Palermo. Sul pallone si porta Corda, giocatore prezioso anche per la formazione Under 18. Tanti sono
componenti dello stesso gruppo, sempre guidato da Raum. Attenzione al calcio d'angolo, secondo palo di Giovanni, colpisce e prende in pieno un avversario. Inizialmente il direttore di gara aveva erroneamente segnalato rinvio dal fondo, ovviamente calcio d'angolo, il numero 2, il secondo consecutivo per i Cussini. Alla battuta va Undiemi, sempre traiettoria ad uscire. La palla che spiove sempre sul secondo palo, il colpo di testa. Poi cerca di uscire in qualche modo il Resuttana con Sino, uno dei giocatori di punta della Via Bianca. Riesce ad allontanare e riesce anche a trovare l'avanzata di Alfano. La chiusura in scivolata da parte di il numero 11 Favata, che è riuscito anche a liberare in bello stile Lo Priore. Il tocco per l'avanzata di Loris Spina, fermato senza fallo secondo il direttore di gara. Guida prova a mettere ordine, cambio gioco sulla destra. Corda affrontato, riesce ad evitare il primo avversario. Si tratta di Alfano che ancora Corda in mezzo a 4 maglie bianche, riesce a servire sulla destra la corsa, il cross. Viviano non può arrivare, arriva Undiemi sulla seconda palla, l'1 contro 1. Undiemi salta un avversario, Undiemi, la palla in mezzo, il vantaggio del bus con Viviano, il più atteso, trova la rete del vantaggio. 4 minuti e mezzo, cambia il parziale al Pasqualino e cambia in favore della squadra guidata da Mattia Rao. Peppe Viviano 1-0 per il Cus Palermo. Qui gran parte del merito del gol va senza dubbio a Corda, che ha liberato lo spazio. Era arrivato il più lesto, è stato appunto Undiemi, la fuga, il cross e poi il tap invincente di Peppe Viviano. E dopo 9 minuti è 1-0. E riparte il gioco qui al Pasqualino con l'avanzata da parte di Lo Monaco, il tocco centrale. Poi alleggerimento per Ferrara, che nulla ha potuto con Viviano che si trovava a pochi passi. Veramente poco gli è bastato per battere un portiere che vanta già presenze sia in promozione che in eccellenza. Non dimentichiamo l'anno scorso passaggio alla Don Carlo Misilmeri per lui, proprio da lì è arrivato intanto la battuta con la chiusura ai danni di D'Amato. C'è Corda che questa volta non trova compagni, allora Marino apre bene dove c'è Spina, converge Spina, tocco centrale, poi l'apertura a sinistra per Lo Priore, poi il tocco lungolinea per Alfano che mette al centro la chiusura e poi Di Giovanni che spazza, ancora Resuttana però, anche se qui rischia qualcosa Alberto Montoro, altro giocatore, altro elemento molto importante per la prima squadra, così come il fratello Fabrizio. Intanto pallone messo al centro, non può arrivare nessuno, allora prova a inseguire Spina, il cross ribattuto, calcio d'angolo anche per il Resuttana, il primo dopo i 2 battuti in precedenza. Salgono le torri. La battuta di Alfano, tutto il Cus nella propria area di rigore, pallone che spiove, colpo di testa e la palla fuori, l'ha colpita Alberto Montoro a un passo dal pari il Resuttana. Tanto direttore di gara che invita
Di Giovanni a sistemare il punto di battuta del calcio di rinvio, pallone che spiove, non supera il centrocampo però, arriva Spina prima, poi subentra nell'azione e subisce il fallo Favata. Si riparte con Di Giovanni. Pallone scodellato, prova ad arrivare ancora una volta Favata che si inverte spesso con Corda. Fallo laterale al Resultana, scusate, al Cus, prima di andare a redarguire mister Saitta. Il colpo di testa per ancora Montoro che prova ad arrivare, subentra ancora una volta il capitano del Resultana che ferma anche Viviano e riesce ad aprire sulla corsa di Sino, fermato al fallo laterale e ancora per il Cus, che sta trovando sicuramente l'energia giusta, sta affrontando molto bene la partita la squadra di Rao, che prova a insistere. Viviano, tocco per Favata che prova a liberare con la mano, poi allontana direttamente in fallo laterale Lo Priore. Messa laterale molto lunga, subentra nell'azione Fabrizio Montoro, poi tocco per Sino che gioca in avanti, ma la palla finisce nella terra di nessuno, per meglio dire nella terra di Giovanni, che la gioca ancora corta. Poi c'è la strattonata ai danni di Alfano. Alfano che, a proposito di giocatori che si sono resi utili in questa stagione Resultana, ma si segnò 6 gol, che in promozione sicuramente non sono pochi per un ragazzo al debutto. Intanto la battuta di Lo Priore, colpo di testa di Giovanni, poi prova ancora il Cus Palermo a giocarla dalle retrovie. Non c'è pressione da parte di D'Amato, allora può venire a prendere il pallone tra le linee guida, che appoggia su Di Giovanni. Battuta lunga, non c'è fuorigioco, però era in ritardo Favata, allora può provare a spingere ancora con la ripartenza Spina. Tocco per Sino, cerca la sponda Alfano, c'è però l'anticipo ai danni di Lo Monaco, perde per un attimo il pallone Corda, è l'attimo in cui Lo Monaco riesce ad arrivare, poi Marino per Montoro, poi c'è la sponda da parte di Alberto Montoro dopo il lancio di Fabrizio Montoro, subentra nell'azione Alfano riesce ad evitare un intervento, va sul fondo. Sempre Alfano, contrastato da Guida che gli sradica il pallone dai piedi. Ottimo rientro difensivo da parte di Mario Guida. Poi c'è il rischio da parte di Corda. Per sua fortuna Lo Monaco può mettere solo fallo laterale. Cus che esce palla al piede, superato il primo quarto d'ora. Come vedete il punteggio è cambiato con la rete dopo 8 minuti e mezzo da parte di Giuseppe Viviano. La battuta lunga, cercare un Diemi con lo scambio con Favata, ancora un Diemi anticipato da Fabrizio Montoro che la spedisce direttamente in fallo laterale. Diemi che in questa stagione ha anche dimostrato anche una certa duttilità, spesso utilizzato da quinto di centrocampo, in particolare nelle sfide contro la Parmoval nel girone juniores, ma anche contro il Trapani nell'eterna sfida per il primato tra gli under 18. In quel caso però il Cus ha avuto la peggio, perdendo entrambe le gare, consegnando di fatto il primo posto, non senza combattere però. Colpo di testa di Giovanni, prova ad arrivare un Diemi ma lo anticipa Fabrizio Montoro. Guida Viviano, la gira su un Diemi, ancora una giocata positiva da parte del puntero del Cus Palermo, mentre prova a spingere a sinistra ancora
proprio la squadra che attualmente comanda nel punteggio. Un 10, cerca ancora Viviano, c'è la chiusura in due tempi da parte di Lo Priore, l'ultimo tocco è di un giocatore del CUS e allora fallo laterale. Marini, Lo Monaco, scarico per Alfano che prova a giocare spalla alla porta, il tocco poi per Alberto Montoro, avanza numero 6 fermato da Castronovo in fallo laterale. Tante cose, prima gara per queste due squadre con terna arbitrale, solitamente abituata a giocare con il solo arbitro, quindi linee difensive che dovranno stare molto più attente. Di fuorigioco finora solo una, con un Diemi Pestana, colpo di testa di Marino, poi prova a colpire Alberto Montoro, non trova compagni anche perché c'è l'ottimo, l'ennesimo intervento da parte di Guida, il lancio la fa scorrere Lo Priore che poi la gioca in avanti ma sbaglia, recupera Favata, prova a passare per vie centrali, l'arbitro lascia giocare sull'intervento di Spina, poi non ci sono compagni da servire. Allora ancora qui che sventaglia, la corsa di Corda che arriva sul pallone, può andare in uno contro uno con Lo Monaco, prova a saltarlo, mette questo pallone, lo aspetta lì Ferrara, Fabrizio Montoro rischia qualcosa però riesce a trovare Spina che può avanzare. D'Amato può andare sulla destra, ha affrontato un avversario, porta via il pallone, ottima ancora la giocata difensiva in casa CUS, può anche trasformare l'azione da difensiva a offensiva, chiusura di Sino in fallo laterale. Rimessa che viene battuta verso un Diemi, chiude Lo Priore, guadagna anche il fallo laterale. Tutte in avanti con la chiusura su Sino che anche l'ultimo a toccare. Il CUS che riparte dalle retrovie. Guida prova a scavalcare su Viviano, la gamba tesa da parte di Fabrizio Montoro, calcio di punizione, 20° che scade. Intanto tra gli altri a seguire la partita notiamo, sbirciamo anche il tecnico della primavera del Palermo, Di Benedetto, anche il responsabile del settore giovanile Leandro Rinaldo. Chissà se sono spettatori disinteressati, considerando che il Pasqualino Stadium di Carini è anche la casa della primavera del Palermo, che ricordo reduce da un grande cammino interrotto solo in finale per l'approdo in primavera 2. Intanto occhio a questo calcio di punizione con Corda e Conte Passi, colpisce in pieno la barriera e poi commette fallo, ricevendo anche il primo cartellino giallo di questo spareggio. Dopo 21 minuti giallo per Gaetano Corda. La battuta di Fabrizio Montoro che decide poi di andare lungo dopo aver visto i compagni tutti pressati. Palla lunga di testa di Giovanni su Sino che controlla, calcia, la palla si spegne ben al di là dei pali difesi da Marco Addotto. Mario, c'è Emanuele, non è venuto. Alza la pressione il Resuttana.
Di Giovanni che porta avanti il pallone prima di lanciare lungo, ancora verso Corda, riesce a prolungare, fuori gioco però di Viviano. E attacco che sfonda. Subito battuto il calcio di punizione, però sui piedi di Guida. Guida lancia in profondità sulla corsa di Undiemi, fermato. Allora può ricominciare Lopriore. Tocco di Alberto Montoro, riesce a tenere il pallone in campo Sino, anzi Spina. Alberto Montoro lancia lungo, c'è il tentativo di inserimento da parte di Alfano, esce però con i tempi giusti addotti, era comunque in fuorigioco Alessio Alfano. Guida riceve Di Giovanni, giocata in avanti dal Cus Palermo che, ricordo, comanda il punteggio a metà primo tempo, la rete di Viviano dopo 8 minuti e mezzo. Pesuttana che finora non ha reagito in maniera particolarmente efficace, se non con un colpo di testa da parte di Alberto Montoro. Non ci sta. C'è un calcio di punizione per il Cus Palermo. Batte Undiemi, la palla che spiova nel cuore dell'area, la chiama a gran voce Ferrara. Quello tuo. Da parte di Loprione, poi D'Amato non trova compagni, subentra però nell'azione ancora il terzino destro di Mister Saitta che può avanzare. La fuga di Lopriore chiusa dall'intervento di Giovanni, fallo laterale. Ancora Lopriore, questa volta con le mani, palla verso l'area di rigore, l'anticipo su Alberto Montoro, poi spazza via Castronovo. Marino in qualche modo, l'arbitro ha visto un intervento in gioco pericoloso da parte di Marino e allora punizione Cus. Punizione per Mario Guida. Tocco corto per Di Giovanni, ancora Guida, scambiano i due. La battuta lunga a cercare Undiemi, colpo di testa di Fabrizio Montoro, poi allontana in qualche modo Sino dalle parti di Alfano. Alfano non può arrivare, anche un piccolo gesto di stizza per il numero 10 che non sta riuscendo a imporsi. Fallo laterale per il Cus Palermo con il tocco da parte di Alberto Montoro, poi la palla che passa centralmente, subentra nell'azione Fabrizio Montoro che però tocca il fallo laterale. Calcio lontano Corda di testa Marino al contrasto con il direttore di gara che intanto va a parlare con Marino. Tutto chiarito, si può tornare a giocare con il fallo laterale. Sfiora Castronovo, poi Guida, allarga male però, allora interviene bene Lopriore. Pallone ancora allontanato sul petto di Sino, può arrivare Spina al contrasto, vinto però ancora
dai difensori del Cus. Allora può avanzare Undiemi, palla in profondità per lo scatto di Viviano, ancora fuori gioco da parte del numero 9, che ancora una volta non riesce a eludere la trappola dell'offside. Tanto c'è un giocatore a terra per il Cus. Sembra tutto ok adesso. Credo è rimasto contuso Favata. In ogni caso tutti in piedi. Mister Lombino, che è assistente di Rao, che è andato a sincerarsi alle condizioni del suo centrocampista. Si riprende a giocare con Marino, che tocca per Fabrizio Montoro. Sino, il tocco per lo Priore, un po' timido nel pressing di Undiemi, la rimessa però è sua. Colpo di testa di Guida, poi Undiemi la gira dalle parti di Viviano, netto anticipo Fabrizio Montoro, che però tocca male. Allora Corda, avanza Corda, tocco per Undiemi che può sprigionare i suoi cavalli sulla sinistra. Undiemi evita lo Priore, Undiemi riesce a tenere il pallone in campo, mette al centro! Ancora Viviano, ancora sull'asse con Undiemi, il 2-0 del Cus Palermo. Solita trama, solita accoppiata vincente, e ancora Viviano, il più piccolo in campo, che mette la palla del 2-0 alla mezz'ora per il Cus. Giocata di una forza motrice devastante da parte di Undiemi, che ha bruciato nuovamente lo Priore. Stesso menù del primo gol, la portata principale la mette Peppe Viviano, doppietta per lui. Dopo aver segnato anche in Under 18, sfidiamo chiunque ci stia seguendo, statistiche alla mano, a dire di un ragazzo che ha segnato gol in 3 categorie differenti nella stessa stagione. In ogni caso 2-0 per la compagine guidata da Mattia Rao, che dunque adesso ha un gran bel margine da gestire, anche perché finora, come dicevo poc'anzi, in mezz'ora di partita ben poco si è visto dall'altra parte. Qui intanto prova la reazione resultana con Nello Monaco, che scende a sinistra, la palla messa al centro, a Dotto la fa rimbalzare, poi si accartoccia sulla sfera. Cus che sembra aver trovato nella catena di destra l'anello debole in difesa per il Resultana, e allora 2 sprint di Tony Undiemi, 2 zampate di Peppe Viviano, e il 2-0 è servito. Altra corsa in profondità da parte di Viviano, questa volta Fabrizio Montoro legge bene, anticipa, poi cerca il dribbling. È chiaro che intanto Ferrara rischia qualcosa, tocca su Marino, alza la pressione Corda, Marino vince il rimpallo e riesce anche ad uscire palla al piede. Poi c'è l'anticipo ai danni di Alfano, rimessa Resultana. Quando parliamo di Fabrizio Montoro parliamo senza dubbio di un centrale difensivo anomalo, giocatore con doti tecniche da numero 10, ma sicuramente meno attento, meno pronto in fase difensiva. Tanto arriva il pallone, e la rimessa per lo Monaco. Direttore di gara che esige
di fischiare prima della ripresa del gioco. 32 minuti e 2-0 per il CUS, che ha inseguito per tutta la stagione, che ha fatto praticamente un percorso speculare tra Under 18 e Under 19, un inizio un po' complicato anche per consentire di amalgamarsi ai giocatori, poi un rullo compressore di vittorie e di risultati positivi. Guida, pressato da Alfano, riesce ad aprire a destra. CUS che sta giocando anche con una tranquillità mentale che sicuramente non si addice a chi si gioca uno spareggio. E adesso può anche battere un altro fallo laterale in zona d'attacco. Colpo di testa di Guida ad alimentare ancora Viviano. Viviano spinto forse da Marino, si continua a giocare. Allora attenzione alla corsa di Spina, fermato però con Spina che cade anche in maniera rovinosa a terra. Viviano, posizione regolare in mezzo a 3, fermato. L'arbitro fischia fallo però all'indirizzo di Marino. Allora c'è un piazzato da 25-26 metri dalla porta difesa da Ferrara. Ancora una volta preso di infilata il classe 2003. Tanto sembra pronto un cambio nel Resuttana. È uscito Lopriore, sicuramente non autore di una grande prestazione. A breve scopriremo chi è entrato, ma intanto la punizione per il CUS Palermo sul pallone Ondiemi, 2 in barriera per Ferrara, che vuole vederla partire evidentemente. C'è il fischio, parte Ondiemi che scucchiaia, però non parte Viviano. E allora la palla è buona proprio per Ferrara. E allora si riparte con il CUS che ha poco più di 10 minuti più eventuale recupero per cercare quantomeno di ridurre il gap prima dell'intervallo di metà gara. Tanto avanza Alberto Montoro che si tratta di Scarpinato, no? Di Alberto Montoro. Scarpinato che agisce davanti alla difesa. Indicazioni di mister Saitta, che non sappiamo quanto potrà essere soddisfatto di quanto visto fin qui in campo. Di Giovanni passa centralmente, Castronovo controlla a seguire e poi palla allargata sulla destra. Di Giovanni continua a far girare il pallone verso i compagni della retroguardia con il servizio in profondità. Veniva incontro Viviano, costretto a spazzar via il suo compagno di squadra. E allora palla per Ferrara che ha già innescato Marino. Scarpina, palla per Marino ancora, lo Monaco. Alberto Montoro prova a puntare, tocco per Alfano che però ha preso in controtempo. Allora a buon gioco ancora la difesa del CUS con questa palla allontanata sui piedi di Lo Monaco che scambia con Sino. Scarpina fionda in profondità, grande intervento di spaccata qui, poi ancora Resuttana che prova ad alimentare l'azione d'attacco, pallone messo in fallo laterale. È l'11 in maglia bianca che spinge. Sino, tocco per la corsa di Alfano, prova a proteggere l'uscita del pallone ma poi tocca il difensore. Allora calcio d'angolo, il secondo per il
Resuttana San Lorenzo che pareggia almeno in questo caso i conti. Sul pallone c'è Federico Sino. Sono salite le torri in casa Resuttana, pallone sul secondo palo, altro colpo di testa con la palla che si perde fuori, l'ha toccata credo Spina. Allora Dotto può andare tranquillamente al rinvio. Di Giovanni. Allungato un po', Gaeta. Palla allargata sulla destra. Qui c'è il contatto con Alfano, falloso. Le proteste da parte di Sino, ma la scelta ci sembra corretta da parte del direttore di gara. Giallo intanto anche per Sino per proteste. Giallo per parte. Ricordo corda per il CUS. Scambio che agevola corda, squadra guida. Quella palla che sbatte addosso a Parisi, allora fa sua la sfera Alfano, prova a liberarsi, passa ma non a sufficienza per andare a saltare l'avversario, poi scivola, sempre molto pericoloso questa striscia in cemento dopo la fine del terreno di gioco. Corda riesce a passare molto bene, poi cambia gioco per un che non si chiude, allora attenzione perché è un po' scoperto con la porta il CUS Palermo, è costretto a uscire però in maniera regolare. Poi Undiemi riesce a passare, sempre Undiemi, mezza a due, la fuga di Undiemi, poi lo scambio che non si concretizza, c'è forse un intervento falloso, l'arbitro lascia Scarpinato. Fabrizio Montoro, palla per Marino che conduce ormai sempre più spesso la manovra offensiva della sua squadra. Qui Sino, respinto da Guida, può comunque avanzare oltre il centrocampo il numero 7 della squadra in maglia bianca, Marino. Sino ancora, poi l'improvvisa accelerazione, ma la palla che viene comodamente controllata. CUS Palermo che torna a muovere il pallone all'alba degli ultimi 5 minuti di questo primo tempo, condotto con autorità dalla squadra di Mister Rao, che qui perde una brutta palla. Allora attenzione allo Monaco che può spingere, tocco centrale, la chiusura. Parisi, palla per Mario Guida che può avanzare, tocco centrale per Castronovo. Ora Corda, si compone il triangolo con Castronovo che ora se ne va, e allora Corda costretto a cercare la palla in profondità, a cercare Undiemi. Fabrizio Montoro di testa, poi Marino arriva, allontana ma sui piedi di Corda. Corda converge, la palla sul sinistro, può tentare il tiro, la palla bloccata senza problemi da Peppe Ferrara. Alberto Montoro sterza, riesce ad allungarsi scivolata, l'arbitro concede vantaggio. Sino, lo Monaco, ancora Sino, tra le linee si inserisce D'Amato che cambia gioco, stava tagliando verso il centro Spina, lo ha servito in profondità sulla destra invece il suo numero 9. E allora Dotto con tutta la calma del mondo, tocca per Di Giovanni che metterà in gioco il pallone, scambia con il suo portiere. Batte lungo Di Giovanni, il controllo da parte di Scarpinato, poi subentra nell'azione Guida, ci prova Corda a tenere il pallone in campo, non ci riesce, secondo il guardalinee, forse è troppa fretta di alzare la bandierina, decisione
Scambiano Marino e Lo Monaco. Ancora una volta la palla esce, questa volta però ne trae vantaggio l'11 in maglia nera. Adesso lo battono un fallo laterale con Parisi. Palla che gira dall'altra parte. Qui la pressione di D'Amato è vincente perché recupera palla Spina. Avanza Spina. Era però in maniera fulminea in difesa il Cus. Occhio però a D'Amato che va alla conclusione. Tentativo coraggioso ma non premiato dalla mira del numero 9 del Resuttana. E allora rimette in gioco il pallone il Cus. Di Giovanni. Guida che viene a prendere il pallone praticamente in posizione di terzino, rischia qualcosa contro Alfano, poi riesce a passare, almeno ci prova, in qualche modo ce la fa. Castronovo rischia, palla per Di Giovanni, è costretto a spazzare l'entrata che l'arbitro ha visto e punisce col fallo da parte di D'Amato. Giallo anche per il centravanti del Resuttana. Entrata dura e soprattutto non particolarmente sensata, visto che aveva praticamente già battuto in avanti Alessio Di Giovanni. Tanto calcio di punizione quando manca un solo minuto alla fine del primo tempo. Vedremo se il direttore di gara concederà del recupero. Guida. Qui l'uscita, bello stile, poi l'apertura a sinistra. Prosegue sull'out mancino il Cus con questa fuga fermata dall'intervento di Fabrizio Montoro. Poi la palla scodellata verso il centro, troppo lunga per Viviano. Comoda. E qui Corda con la scivolata che agevola l'intervento di Castronovo. Guida Di Giovanni. Il tocco centrale che premia ancora il Cus. Va a puntare sulla destra, lo insegue Alfano, sempre Parisi. E poi la palla che viene recuperata dall'Arena con l'intervento su Alfano che è regolare. Il cross di Parisi, Ferrara la chiama, la fa sua. 2 minuti di recupero. Recupero che inizia con Lo Monaco in possesso palla. Recupera Viviano che commette fallo secondo l'arbitro. Sembrava pulito l'intervento della punta prelevata dall'Under 17. Sino, lancio in profondità, è irregolare la posizione di Alberto Montoro. Con le proteste anche vibranti del centrocampista con la maglia numero 6, che proprio dalla sua testa ha propiziato la palla, gol più importante del Resuttana. Eravamo ancora sull'1-0. Qualche minuto dopo è arrivato il bis di Viviano. Rischia qualcosa qui il Cus, però esce in bello stile con questo giro palla mentre mancano 40 secondi alla fine del primo tempo e c'è un Diem in possesso palla. Castronovo con la palla in profondità, un po' pretenziosa, infatti si perde oltre la linea di fondo. Avanza Lo Monaco, ultimo possesso di questo primo tempo, con lo scambio tra Alberto e Fabrizio Montoro. Sino, il direttore di gara, che porta un occhio al cronometro e poi decreta la fine del primo tempo. È 2-0 per il Cus Palermo dopo i primi 47 minuti di gioco. Decide la doppietta
di Giuseppe Viviano, in entrambi i casi l'assistenza d'oro da parte di Tonio Ndiemi, poco o nulla nella reazione del Resultana San Lorenzo. Vedremo comunque che secondo tempo sarà tra pochi minuti.
Entriamo in cronaca dal Pasqualino Stadium di Carini. Sta per iniziare il secondo tempo della sfida tra il Cus Palermo e il Resuttana San Lorenzo. Il punteggio lo vedete, sovraimpressione 2-0 in favore dell'11 guidato da mister Mattia Rao, che ha così legittimato il suo vantaggio con la doppietta di Peppe Viviano. Primo gol dopo quasi 9 minuti, il secondo quasi allo scoccare della mezz'ora. Siamo pronti per l'inizio del secondo tempo. C'è stato un cambio nel Resuttana, a breve ve ne sapremo anche rendere edotti. Intanto inizia il secondo tempo con la pressione subito alta da parte di Spina, che si è andato a mettere in posizione di punta centrale perché è uscito dal terreno di gioco D'Amato. Mentre è caduto rovinosamente a terra. Se non ho visto male, un Diemi caduto malissimo in quella, sempre in quel punto, in quella striscia di cemento che in ogni partita che abbiamo anche semplicemente solo visto giocare qui al Pasqualino Stadium è sempre fonte di apprensione. Tanto per rendervi partecipi di quello che è successo anche nella fine del primo tempo, è entrato Di Leonardo al posto del terzino destro Lopriore, mentre è entrato adesso con la maglia numero 4 Buscemi al posto appunto di D'Amato, mentre si rialza per fortuna Antonio Indiemi, uno dei protagonisti di questo primo tempo. E comunque fallo laterale per il Resuttana San Lorenzo. Chiede la disponibilità a rientrare un altro cambio per il Resuttana San Lorenzo è quello di Aneli al posto di Scarpinato. Quindi già 3 cambi. Ricordiamo che non c'è un limite di cambi nel calcio giovanile, ma è chiaro che 3 sostituzioni tra la fine del primo e l'inizio del secondo tempo sono un segnale di quanto mister Saitta non sia soddisfatto di quanto sta vedendo sul terreno di gioco. Intanto l'anticipo da parte di Parisi, la palla che arriva dalle parti di Viviano, che può arrivare per primo, poi cerca di fiondarsi sulla sfera. Corda che pressa ma non recupera su Marino. Fabrizio Montoro, il tocco proprio per Aneli, poi la palla allargata su Di Leonardo. Di Leonardo cerca lo spazio, trova Sino, che posizione regolare. Sino prova a passare, lo ferma Virzi, ma la palla esce. Allora calcio d'angolo per il Resuttana, numero 3 a favore dei ragazzi di mister Saitta contro i 2. Vince ovviamente con Virzi. Battuta con la palla allontanata da Terrasi, prova ad accendere i cavalli un Diemi che si ferma, poi riesce Terrasi a farlo partire ma il tocco è impreciso e allora Buscemi con la palla per Sino che così come D'Amato e Corda è finito nel primo tempo sul taccuino dei cattivi del signor Andrea Citrano della sezione arbitrale di Palermo, direttore di gara per questa sfida. Attenzione ad Alberto Montoro che si libera, la palla dentro con la chiusura da parte di Vinci. Corda adesso con tanto spazio, poi Marino la tocca per anticipare Viviano. Viviano continua a pressare, va giù Marino, la palla va fuori, è rimessa per il Cus Palermo. Qui bravo Viviano, le proteste e subito il cartellino giallo per Aneli. Terzo ammonito in casa Resuttana San Lorenzo dopo Sino e D'Amato.
Fallo laterale per Parisi che cerca Castronome, in qualche modo arriva, la palla messa al centro, interviene senza problemi Peppe Ferrara. Qui sbaglia Fabrizio Montoro, la palla diventa buona per Guida che cerca di pescare fuori dai pali Ferrara. Tentativo ambizioso che viene tranquillamente neutralizzato dal numero 12 del Resuttana, ricordo arrivato la stagione in corso dalla Don Carlo Misilmeri, discesa di categoria soltanto temporanea per lui, dall'eccellenza alla promozione, e ora prima presenza nel campionato juniores per lui. Intanto l'apertura per la corsa di Corda lo attende Fabrizio Montoro. Corda all'1 contro 1, riesce a passare col suo sinistro in area. Corda, la conclusione, Ferrara in calcio d'angolo. Il primo squillo del secondo tempo è per il calcio d'angolo numero 3 anche per il Cus, che va a pareggiare il conto dei corner con la battuta di Undiemi. Effetto sempre a uscire, la battuta di Undiemi nel cuore dell'area di rigore. Stacca Vinci, la palla che si perde sopra la traversa. Guarda per cane che non c'è più. Ferrara che gioca subito per Di Leonardo. Aneli ancora per il suo terzino destro che smista indietro su Fabrizio Montoro. Marino, lungolinea sbagliato, poi ancora subentra all'azione Corda. Parisi, Guida riesce ad evitare la pressione e poi lancia in profondità il colpo di testa di Fabrizio Montoro. Poi subentra all'azione Buscemi, strattonato da Viviano che commette fallo. È chiaro che il Cus ha tante armi offensive per cercare anche di rendersi pericoloso in ripartenza. C'è in panchina Attilio Mamone che è stato il titolarissimo di questo campionato, c'è Fucile che potrà sicuramente dare anche il suo contributo a partita in corso. Qui intanto fallo da parte di Aneli che ha rischiato qualcosa, tra le altre cose già ammonito il numero 4, ha rischiato che la sua partita durasse meno di 7 giri di orologio. E calcio di punizione per il Cus Palermo con Guida che ricomincia da Vinci, Di Giovanni. La palla giocata da Parisi, Guida di prima sbaglia, ritrova il pallone in un secondo momento, non trova Viviano però. Poi Di Leonardo per Aneli, sovrastato da Favata, costretto a mettere in fallo laterale. Quisino va a protestare per le perdite di tempo, ma c'è Terrasi alla battuta con le mani, colpo di testa da parte di Undiemi. Poi Fabrizio Montoro in anticipo su Viviano, riesce anche ad allargare su Aneli, poi sbaglia il tocco, allora Viviano sbaglia anche lui. Buscemi può avanzare, pressato da Favata, tocco per Alberto Montoro, cerca l'anticipo Corda però va a vuoto. Allora attenzione alla spinta da parte di Spina che sbaglia, ma palla ancora buona ambio con Sino che può ancora ricevere il pallone contro Terrasi. Terrasi lo scorta verso l'uscita e la palla finisce fuori per un rinvio dal fondo, con Spina che va a protestare vivacemente. Mentre va a terra Terrasi, richiamato l'intervento dello staff del Cus. Tu dovresti mettere a dieta, giochi a pallone, tu non hai niente. Problemi per il terzino, approfitto
per ricordare che il Resultana, dopo questi ingressi in campo, ha ancora a disposizione il secondo portiere Marra, poi Di Cara, Girgenti, Grammauta e Costa. Dall'altra parte ancora tutta a disposizione la macchina per Mister Rao con il secondo portiere Procida, poi Aloisio, Capizzi, Antinori, San Filippo, Mamone, Falanga, Fucile e Mazza. Proprio Mazza è pronto a bordo campo, potrebbe avvenire la staffetta con Viviano. C'è proprio colui il quale attualmente è il man of the match di questo spareggio, ragazzo che ricordo ha disputato tutta la stagione con gli under 17 prima di giocare nelle ultime partite della stagione invece in under 18, segnando anche uno dei 2 gol Si è ripreso intanto Terrasi che attende il suo turno a bordo campo. È entrato Mazza che ha segnato un gol pesantissimo, un gol che si è rivelato molto pesante nell'economia di quello che è diventato un triplo confronto con il Resultana, perché è stato quello del momentaneo 2-0 di 8 giorni fa sul campo della Panormus. Un gol importantissimo, visto che poi Alberto Montoro ha trovato pochi minuti dopo il gol che ha accorciato le distanze, e dunque alla lunga la rete di Mazza è probabilmente il motivo per cui siamo tutti qui al Pasqualino Stadium. Tanto l'apertura troppo lunga di Sino per la corsa di Buscemi. Allora fallo laterale per la squadra che per il momento conduce per 2-0. E Terrasi che può battere con le mani un Diemi sfiora, poi prova ad arrivare Anelli, subentra nell'azione Mazza che contrasta Alberto Montoro, la palla diventa buona per lo Monaco. Fabrizio Montoro, Di Leonardo, tocco corto per Anelli, bruciato però da un Diemi, poi la scivolata ancora di Anelli favorisce Sino, che poi si allunga troppo il pallone, allora Terrasi può spazzare via verso Mazza. Altra fisicità di Mazza rispetto a Viviano, anche altre doti sicuramente, rapidità che difetta in Mazza rispetto a Viviano. Qui intanto fallo di guida su Spina. Qualche problema alla gamba destra per Loris Spina, uno dei pezzi pregiati del gruppo a disposizione di mister Vincenzo Saitta. Si rialza, va a sincerarsi delle sue condizioni un Diemi. Alla battuta del calcio di punizione Buscemi con la palla che spiova verso l'area, il colpo di testa a mettere fuori di Giovanni. Guida a lungo, troppo lungo per tutti, allora Fabrizio Montoro può mantenere i suoi interamente nella metà campo avversaria. Di Leonardo ancora per il suo capitano che ha centralmente Sino. La palla di Alberto Montoro è sbagliata, alla meglio Castronovo, poi allontana Parisi, cercato Mazza che fa sportellate con Marino in maniera irregolare secondo il direttore di gara. Allora calcio di punizione per il Resultana San Lorenzo. Di Leonardo, Buscemi, poi Anelli, tutto indietro il Cus. Qui chiude bene Castronovo, poi cerca di uscire per l'Alpedenza, successo Corda, si lotta in quel fazzoletto di campo, poi Mazza va a suolare per l'avanzata di Castronovo che gli restituisce palla. Mazza tutto defilato sulla destra, prova ad allungare la falcata, arriva sul fondo, mette al centro, c'è il tocco da parte di Marino, poi subentra ancora nell'azione Castronovo che sta dimostrando di avere anche oggi 7 polmoni.
gela il pallone, poi tocca per Parisi che va al lancio lungo, un Diemi colpisce di testa in qualche modo su Mazza che aggancia. Guida in avanti per Corda che non è riuscito a controllare in direzione della porta, aveva spazio per andare ma adesso lo spazio ce l'ha e se lo prende tutto Alberto Montoro che allunga la falcata, riesce ad evitare anche l'intervento di Parisi, non quello di un ottimo Di Giovanni che mette in fallo laterale. Tanto forse già crampi per Parisi, soccorso direttamente dai suoi compagni. Tanto addirittura ha richiesto il cambio alla panchina del CUS. Evidentemente Parisi non ce la fa. Ma sta a terra evidentemente non solo crampi per lui. Si è alzato un po' a fatica il terzino destro di mister Rao. Tanto la battuta del fallo laterale verso Marino per il Resuttana San Lorenzo non sembra in grado di rientrare Parisi, quindi difende con l'uomo in meno in questo caso il CUS Palermo, riesce ad allontanare in qualche modo Vinci, poi Guida riesce ad allargare, poi Mazza va giù prima del contatto con Marino. Attenzione però a questo retropassaggio per Ferrara che può calciare in avanti col sinistro, rientra in tempo dal fuori caso Alfa, prova a lanciare per la corsa di Undiemi, capisce tutto Fabrizio Montoro che poi in maniera elegante serve Sino. Ora Buscemi per Di Leonardo. Intanto la palla per Sino, Fabrizio Montoro, tocco per Marino, vediamo anche se cambierà a livello tattico la veste del CUS mentre Alfano non arriva sul pallone. Si dovrebbe procedere con il cambio adesso con l'uscita al campo di Parisi, la prima sostituzione è forzata per mister Rao sul campo di Capizzi e allora è assai probabile a questo punto che passi alla linea 3. Abbiamo già visto, abbiamo anche parlato nel corso della gara con Capizzi che dovrebbe andare a comporre con Vinci e Di Giovanni la linea, anche se per il momento Vinci sta giocando da terzino destro, quindi probabilmente non cambia nulla. Colpo di testa a dimenticare da parte di Federico Sino. C'è il rinvio che verrà affidato ancora a Di Giovanni. Palla a cercare Castronovo che viene anticipato, poi prova ad arrivare, ci arriva in effetti Fabrizio Montoro che però viene fermato. Rimbalzo strano della palla che agevola Undiemi, cerca il dribbling ma alla fine trova il passaggio per Favata, allunga la corsa il numero 11 che poi sbaglia il tocco. Buscemi, tocco persino, subentra Corda che poi però non si trova con Castronovo, allora agevola la ripartenza di Alfano. Alfano in area, conclusione che si perde fuori. Però già primi segnali di un tentativo di risveglio da parte del Resuttana San Lorenzo. E Adotto che tocca corto questa volta per Di Giovanni, vuole uscire palla al piede in questo caso. La squadra di Rao ci riesce con Vinci che poi allunga questo pallone. L'indirizzo di Castronovo che prolunga a sua volta per Mazza, si propone in area Favata, Mazza però viene fermato.
dall'intervento di Fabrizio Montoro. Poi ancora Mazza, la palla è rimasta in campo, allora va via il capitano del Resuttana che allunga la falcata, Guida lo ferma. Attenzione perché essa è sbilanciata la squadra di Saitta. Corda prova a rientrare sul pallone e alla fine l'ultimo tocco è di Alberto Montoro, rimessa Cus Palermo. La battuta in avanti di Vinci, sponda di Mazza, la palla che passa per i vie centrali. Favata allarga il fronte, lo fa molto bene per Corda, la posizione è regolare del numero 10. L'uno contro uno con lo Monaco, sempre Corda, se la porta sul sinistro, poi la finta, il cross con il destro, secondo palo, Mazza non arriva, c'è però Undiemi che alimenta l'azione, si propone anche Terrasi, Undiemi va da solo, Undiemi in mezzo a due si complica la vita. Poi la palla che passa in qualche modo, allora Terrasi ci arriva, Terrasi prova a passare, lo scarico indietro per Guida, la palla sul sinistro, Guida in area, il tiro, Ferrara! Miracolo di Ferrara, palla in calcio d'angolo, a un passo dal tris il Cus Palermo. Azione che sembrava persa quando Undiemi si è andato a inserire, a infilare in quel vicolo cieco e invece con lucidità, prima Terrasi e poi soprattutto Guida, con l'uncinata mancina sul primo palo. E qui Ferrara che dimostra che si trova qui su questo campo per soltanto di passaggio. Occhio al calcio d'angolo, la battuta di Corda, secondo palo, a voto tutti, arriva il primo di Giovanni, lo scarico intelligente per Capizzi, scambiano i due, Di Giovanni mette al centro, chiude Marino che poi scambia con lo Monaco, ancora i due a palleggiare in maniera molto pericolosa all'altezza della bandierina. Poi subentra nell'azione anche Alberto Montoro. Aneli, palla per Di Leonardo, ad un passo dal baratro il Resuttana in questa circostanza, si è salvata con il suo portierone, mentre intanto c'è l'avanzata da parte di Lo Monaco, il triangolo che si chiude con Alfano, Lo Monaco chiuso però dal ripiegamento difensivo del solito inesauribile Castronovo, e inizia ad alzare i decibel Mister Rao, vuole la squadra sul pezzo, non vuole che i suoi mollino proprio ora che il traguardo si avvicina. Palla in avanti per Buscemi, capisce tutto, Undiemi che anticipa e riesce anche a rilanciare la ripartenza del Cus Palermo. Undiemi, serie di finte, Undiemi trova il varco per passare su Aneli e allora può prendere campo, il tocco per Favata, Favata, l'ingresso in area, il cross per Mazza, anticipato, Undiemi al volo, blocca senza problemi Ferrara, è rimasto giù Mazza, ma ancora lampi di Cus Palermo qui al Pasqualino. Qui ha tentato il tuffo a pesce Mazza, l'intervento di Marino chiaramente sul pallone, però è andato ad incocciare con la testa della punta subentrata. A proposito di Mazza, altro gol importante nella sua stagione, nell'economia della stagione della Juniores, quello segnato al Francolo Monaco contro la Parmonval, incontro che abbiamo seguito e commentato in diretta, gol anche in quel caso del momentaneo 2-0 e che ha consentito al Cus di portare a casa la vittoria, visto che poi appunto anche in quel caso nel recupero è arrivata la rete con cui Scardina ha accorciato le distanze per la sua squadra. Intanto battuta la punizione giocata in maniera pessima da Aneli. Intanto rientra Mazza, torna alla parità numerica e siamo soprattutto nella seconda metà del secondo tempo, 21 minuti e spiccioli più recupero. Pallone scodellato in avanti, colpo di testa di Vinci, poi Castronovo palleggia con Di Giovanni, la palla però viene spazzata ancora dal numero 8, autore di una partita di grande energia e sostanza. Tanto riparte dalle retrovie Fabrizio Montoro. Buscemi, Di Leonardo in direzione offensiva, poi la palla di Spina ancora per il suo terzino destro, subentrato ricordo nel primo tempo al posto di Lo Priore, va a fare a sportellate con Undiemi che però non riesce a guadagnare calcio d'angolo.
Poi la palla esce oltre la linea laterale, anzi oltre la linea di fondo, con le proteste da parte di Leonardo anche abbastanza vivaci. C'è il cambio nel CUS, l'uscita di Castronovo, uno dei migliori in campo, evidentemente benzina finita per il numero 8, al suo posto Falanga, altro giocatore. Tutto da seguire. E si va a piazzare come suo solito largo sulla destra, quindi prenderà la posizione centrale Favata. Ovviamente copiosi 5 tra compagni con Castronovo. Tanto corda per Mazza, per Favata, tutto in verticale. La palla messa al centro, Mazza va a staccare, la palla diventa buona per Favata. Favata la tocca indietro per Undiemi, non un granché il tocco, ma alla fine Undiemi ci arriva. Undiemi prova a passare in mezzo a due, sempre Undiemi la tiene. Riesce ad evitare anche il fallo laterale, sempre Undiemi, pallone calamitato sui suoi piedi, l'arbitro lascia giocare sull'entrata da parte di Buscemi che spinge la ripartenza del Resultana, fallo di guida, giallo anche per lui. Secondo giallo in casa CUS dopo quello inflitto a corda. Mentre come vedete in sovraimpressione resiste la doppietta di Viviano nel punteggio 2-0 per il CUS sul Resultana. Chi vince oggi vince il girone A del campionato regionale juniores e andrà a sfidare il Casteldarcia in qualità di vincente del girone B. Fallo laterale con la sponda di Mazza, il tocco di Favata dalle parti di Fabrizio Montoro. Undiemi recupera, poi Mazza fermato fallosamente dal suo compagno di squadra Undiemi. Ovviamente non può esserci fischio, qui rischia qualcosa di troppo Fabrizio Montoro, entrata da dietro, giallo per Fabrizio Montoro. Insorge il pubblico del Pasqualino, ovviamente quello di Fede Cussina che voleva qualcosa di più, è entrata da dietro anche fuori contesto oltre che fuori tempo da parte di Fabrizio Montoro, che già da quel tentativo di ruleta in mezzo al traffico ha dimostrato un po' di insofferenza. Calcio di punizione, 28 minuti appena scaduti. Ciò vuol dire che ne mancano poco meno di 17 più recupero. Terrasi. Poi ancora il numero 3 che scambia con Di Giovanni. Fa il movimento Undiemi per liberare spazio. Undiemi cerca di passare centralmente. Mazza la recupera. Ancora Mazza, non si rovina nessuno. Allora palla persa dal CUS che però può ricominciare alle retrovie con Capizzi che mette direttamente in fallo laterale sulla panchina di quello che fino all'anno scorso era il suo mister. Qui intanto il tentativo di anticipo falloso da parte di Falanga. Calcio di punizione per il Resultana San Lorenzo. Intanto il cambio con l'uscita di Favata e l'ingresso di Antinori. Altro cambio
Trappariruolo evidentemente vuole freschezza in mediana, ma con quarto d'ora più recupero. Perché entro tuo figlio. Comunque totalmente ribaltata la mediana con gli ingressi di San Filippo e Antinori, due di quelli che c'erano anche negli anni passati. Qui intanto occhio alla palla in avanti con la corsa di Lomonaco. Lomonaco che propone al centro, la palla passa e c'è la deviazione in calcio d'angolo. Brividi per la difesa del Cus. Ma io ho visto preparare, si sta facendo Con la battuta del calcio d'angolo affidata a Sino, pallone che spiova, allontanato da Capizzi. Aneli in avanti dove non c'è nessuno. E allora Addo che può rimettere in gioco dalle parti di Undiemi, che è venuto bassissimo a prendere il pallone. Battuta lunga a cercare Mazza, che può correre. Mazza chiuso da Fabrizio Montoro. È rientrato zoppicando dopo l'intervento il capitano del Resuttana, mentre il fallo laterale per Terrasi, che si prende tutto il tempo che può. Lo scambio che coinvolge Antinori, che sbaglia, e allora dal fondo Ferrara. Ferrara che è già andato corto su Marino. Lomonaco. La palla giocata in avanti per la corsa adesso di Alfano. Poi spalla alla porta ancora Alfano, che non riesce a liberarsi della morsa di Vinci. Riesce però adesso a passare Alfano. Bella giocata sullo stretto, poi però il campo è finito. Allora si riparte dal fondo. No, mamma, prenditelo un poco. Vai con la mamma, dai. Non l'ho portato. Battuta lunga e imprecisa da parte del Cus. Qui recupera per un attimo Guida, che però non la tiene. Allora ancora Resuttano con Sino. La palla di Alfano che scambia con Spina. L'intervento duplice da parte di Giovanni. Per rimasto giù credo Guida. Allora altro intervento da parte di Lombino, che ha già avuto tanto lavoro da fare. Se ne sono andati 33 minuti, ne mancano 12. Il traguardo è sempre più vicino per il Cus Palermo, anche perché al di là di questa occasione che abbiamo raccontato un paio di minuti fa, il Resuttana San Lorenzo ha creato davvero poco. Va fuori Guida, come sempre accade quando c'è l'intervento dello staff sanitario. Palla restituita dal Resuttana San Lorenzo. Poi c'è il colpo di testa di San Filippo. La palla scodellata in avanti verso Mazza, che prova ad arrivare, passa in mezzo alle maglie della difesa del Resuttana, la fa scivolare indietro Ferrara, che rischia qualcosa, ma alla fine è efficace la sua giocata. Di Leonardo prova a passare, Di Leonardo ci riesce, poi tocca Antinori. Antinori, Undiemi, ma anche Guida e San Filippo hanno fatto parte di quel gruppo di allievi under 16 che sotto la guida di Davide Adeola ha veramente fatto cose egregie
paio di stagioni fa, mentre qui intanto c'è il fallo fischiato a Vinci, anzi fallo di Corda che era già ammonito e va sotto la doccia in anticipo a 10 minuti dalla fine. Cus Palermo in 10, doppio giallo per colui il quale il 10 ce l'ha stampato sulla schiena. Fallo che inizialmente sembrava commesso da Vinci, invece è proprio Corda che commette un'ingenuità per non far passare Alfano. E allora piccolo boost di speranze per il Resultana San Lorenzo con questo calcio di punizione affidato a Sino. C'è la battuta di Sino, rasoterra a Dotto senza problemi. Qui Dotto che si rialza. Rinvio di Marco Addotto, più la sbatte su un Dieme, arriva da Spina, si libera del pallone coinvolgendo Aneli, troppo lunga per tutti, allora buon gioco Vinci, il lancio per Mazza, mangiato letteralmente da Fabrizio Montoro. Qui la palla recuperata ancora dal Cus con guida, Mazza prova a passare centralmente ma sbaglia, adesso è un po' sbilanciato il Cus, allora attenzione a Resultana che avanza, conclusione, ribattuta di testa Terrasi, pallone che Buscemi lascia uscire, fallo laterale. Otto minuti alla fine, la rimessa di Buscemi, colpo di testa a mettere fuori, poi subentra nell'azione per un attimo San Filippo, poi Mazza fermato col fallo da Sino, crampi per Terrasi. Si rialza a fatica Terrasi, tanto per il momento mister Saitta non prende contromisure a questo per cercare di rendere più feroce la spinta offensiva. San Filippo può andare, San Filippo col dribbling fermato, allarga la lettone in maniera regolare Marino. Sino può avanzare, palla lungolinea, Spina cerca di scavalcare ancora all'indirizzo di Sino che controlla, Sino in area, la palla diventa ancora buona, attenzione qui a Resultana che attacca ma Terrasi arriva prima e mette in fallo laterale. Qui hanno perso l'attimo, in particolare Alfano ha perso l'attimo mentre qui c'è cambio, rimessa, ingenuità di Leonardo. Il Cus aveva recuperato palla in ogni caso, quindi errore a prescindere da parte del terzino destro, ricordo subentrato a Lopriore prima della fine del primo tempo, un Lopriore in chiara difficoltà contro un Diemi. Tanto ultimi 6 prima del 90esimo, sbaglia Guida, c'è la rimessa di Buscemi, Spina accerchiato dalle maglie nere, riesce a far passare per Buscemi che entra in area, Buscemi affrontato, tutto ok per l'arbitro. Il contrasto con Guida che poi va anche faccia a faccia con l'altro numero 4 in campo. Mamma gli fa male, perché gli diventa cieco. Contesa risolta, si può tornare a giocare mentre c'è un giallo
se non ho visto male, proprio per Loris Spina. La battuta lunga che tentò della rimessa allontana Antinori, Buscemi, poi Antinori ancora. Il controllo tentato da Di Leonardo per la palla che diventa buona per Sino. Lo Monaco per Marino che rischia ma trova Fabrizio Montoro. Ultimi 5 minuti già iniziati. Spina, tocco lungolinea per Buscemi, il cross intercettato da Terrasi. Di Leonardo intercetta Mazza, adesso con tutte le forze che ha il Cus a coprire. C'è un fallo laterale per Buscemi. Di testa Antinori, per un Demi più lontano che può dalle parti di Mazza che viene anticipato da Di Leonardo. Sono tutti negli ultimi 50 metri di campo, fatta eccezione per Ferrara. Controlla Vinci che può innescare la ripartenza. Palla in avanti, tocco col tacco di Marino che però avvantaggia ancora San Filippo. Colto in controtempo Mazza. Allora attenzione perché si distende il Resuttana. Con la corsa di Lo Monaco interviene Guida su di lui, poi Vinci. Tiene lontano l'avversario. Di Giovanni, tocco per Terrasi, cerca di uscire con ordine senza spazzare via il pallone. Il Cus, gran giocata qui di Terrasi, la scivolata vincente di Leonardo. Soppica ancora Terrasi, vittima dei crampi. Mazza, piglia falli, Mazza. Mentre adesso arriva il cambio. Con l'ingresso in campo di Aloisio. Esce un Diemi. Anche lui ha dato il suo contributo. 2 assist per i 2 gol realizzati da Viviano. Contributo fondamentale dentro Aloisio. Passa a 5 in difesa, questo l'ordine di Mattia Rao. Con le mani Terrasi. Colpo di testa tentato da Mazza, poi Montoro. Marino, poi la palla toccata in qualche modo da Antinori. Alfano. Tocco per Lo Monaco in costante proiezione offensiva. Tanto c'è l'avanzata da parte di San Filippo che poi commette fallo dopo aver perso palla. Ultimi 2 e poi recupero qui al Pasqualino. 2 sono anche i gol di vantaggio del Cus Palermo, mentre qui gesto di stizza di Spina. Si gioca, anzi no, qui perdono la pazienza i giocatori del Resuttana. Arriva adesso il fischio, adesso si può giocare, siamo persi diversi secondi, attendiamo solo l'ufficializzazione del recupero. Mentre avanza Spina che sbaglia il tocco, allora Mazza può avanzare. Mazza allunga la falcata, quantomeno allontana la minaccia, ancora Mazza con Montoro che riesce a uscire. Fallo da parte di Mazza che ha fatto quel che doveva fare in questa azione, ovvero sia allontanare la minaccia, allentare la pressione e se è il caso spendere anche un fallo. Aneli allarga per Lo Monaco. Lo Monaco evita l'entrata di San Filippo. Il tocco Persino, poi Lo Monaco in fuorigioco. Ultimi 30 secondi in arrivo. Vedremo anche quanto sarà corposo il recupero. E in un certo senso anche da qui passano quelle che sono le residue speranze della formazione del Resuttana.
battuta lunga, 3 minuti di recupero che iniziano con la fuga di San Filippo, il tocco di Marino e il fallo laterale. La battuta per Vinci. Palla verso l'area di rigore, il tocco di San Filippo che però non trova compagni, allora la palla lanciata in avanti ma interviene con ottima scelta di tempo Guida, tocco per Mazza che anticipa l'intervento di Di Leonardo, poi molto duro, regolare, rimessa Cus che sta riuscendo a fare quel che rientra nei piani, ovvero sia congelare il pallone più lontano possibile da Addotto. E intanto il primo minuto di recupero se n'è andato con le mani Terrasi. Palla verso l'aria, Mazza prolunga, attenzione ad Antinori, ha la palla sul destro, salta un avversario, ancora Antinori, fermato per un attimo, poi Mazza prova a subentrare ma Fabrizio Montoro chiude. Questa era una potenziale chance, però Terrasi la mette fuori. Dai che è finita! Rimessa per il Resuttana con il tocco per Fabrizio Montoro. Marino rischia qualcosa, trova Alberto Montoro che sterza, prova a portare avanti il pallone, però sono pochi gli effettivi del Resuttana nella metà campo avversario. Uno di questi è Buscemi che spinge, Buscemi con il servizio in profondità chiuso, tocca Antinori, rimessa Resuttana e se n'è andato anche il secondo minuto di recupero. Battuta verso l'area, di testa San Filippo, poi Antinori in qualche modo su Terrasi che spazza con il destro. Fabrizio Montoro si propone e riceve Di Leonardo che evita l'intervento di Antinori, anzi no, subisce il fallo. Allora punizione, prova a buttare la palla dentro il Resuttana, ma mancano poco più di 30 secondi allo scadere dei 3 di recupero. La battuta immediata di Sino, la palla che rimane lì, prova a uscirla in qualche modo Vinci e ci riesce. Poi Terrasi, chiuso, si lotta lì vicino alla linea laterale. Sino perde terreno anziché guadagnarlo, quasi un segnale di resa da parte del Resuttana che però non molla. Colpo di testa di Di Giovanni, il controllo di Spina mangiato da Guida. Poi prova ad uscire senza successo San Filippo, in spaccata Guida, poi Antinori col recupero del pallone e con l'uscita di Vinci palla al piede, il lancio più lontano che può ma viene raccolto subito da Fabrizio Montoro. Adesso per Alberto Montoro, spinge il Resuttana quantomeno per chiudere con l'onore delle armi questo spareggio e questo campionato. Palla in area di rigore ma c'è l'intervento a chiudere da parte di Vinci, si continua a lottare e si continua a giocare, 2 giocatori a terra, uno per parte. Fabrizio Montoro decide di metterla fuori e forse è qui si possono chiudere le ostilità. Crampi da una parte e crampi dall'altra, richiamate entrambe le panchine. Tanto crampi, se non vedo male, per Spina, che non ha vissuto di certo la sua miglior giornata da quando è iniziato il campionato. Tanto siamo 4,5 oltre il recupero, probabilmente è il tempo di rimettere in gioco il pallone mentre arriva il cambio. Ovviamente non ce la fa Spina ed entra Grammauta, maglia numero 15 per lui.
non finisce di certo nel migliore dei modi il campionato di uno dei grandi protagonisti, uno dei migliori marcatori, che è uno dei migliori under a disposizione del Resultana San Lorenzo, mentre fa riprendere il gioco il direttore di gara col pallone che viene restituito da Antinori. Fabrizio Montoro, mentre inizia a salire l'urlo e la festa sugli spalti per i sostenitori del Cus Palermo. Qui conclusione che si perde oltre la linea di fondo, non sarà altro che il preludio a quelli che sono i 3 fischi più attesi da questo gruppo, che ha lavorato in maniera eccezionale sia con gli under 18 sia con gli under 19, e il successo che è mancato proprio con gli under 18, con quello che in teoria è il gruppo in piena età, arriva con i ragazzi sotto età di un anno, con la categoria più difficile, con squadre che mandano in campo ragazzi che giocano nelle prime squadre, in eccellenza, in promozione, e alla fine arriva il risultato che tutto il centro universitario sportivo e tutto il settore giovanile del Cus Palermo sta attendendo, dopo una grande rimonta, dopo una grande risalita, dopo un grande lavoro sia a livello tattico che a livello psicologico da parte di Mattia Rao, da parte del suo staff e da parte della dirigenza. Direttore di gara che tarda ancora a fischiare la fine, sta per concludersi il 7° minuto di recupero. Girapalla e Resultana. E adesso sì, fischia 3 volte il direttore di gara. Il Cus Palermo batte per 2-0 il Resultana San Lorenzo e porta a casa lo spareggio per il primo posto nel girone A del campionato regionale Juniores Sicilia. Un successo meritato, un successo voluto, un successo inseguito da una squadra che negli scontri diretti non ha mai fallito. 3 partite, 3 vittorie per i ragazzi allenati da Mister Rao su quelli fatti da Mister Saita. Non vediamo praticamente più nulla per via dei fumogeni, per la festa da parte del pubblico che ha raggiunto il Pasqualino dopo aver seguito da vicino e da lontano le imprese dei ragazzi guidati da Mister Rao, il quale si prende una bella soddisfazione al primo anno alla guida di questo gruppo e alla guida di questa squadra. E allora, ribadendo il parziale, Cus Palermo 2, Resultana San Lorenzo 0, e con la vittoria del girone A del campionato regionale Juniores della formazione di Mister Rao da parte di sportisili.it, un saluto e un ringraziamento a tutti quelli che ci hanno seguito. Appuntamento con gli highlights di questa partita, con tutti gli approfondimenti sullo sport siciliano a 360 gradi. Grazie per averci seguito, alla prossima.